Dopo il passo in avanti contro la Lazio, il Cagliari ne fa 3 indietro contro l'Empoli, perdendo per 2-0 sul proprio campo e trovandosi adesso in seria difficoltà in classifica. Il lavoro di Mazzarri è tutto da fare. Cragno bombardato, lui fa quel che può cercando di ridurre al massimo i danni, ma contro deviazioni ravvicinate e siluri terraria poco può fare. Walukiewicz etichettato, uno dei difensori che lotta contro la brutta fama che gli è stata appioppata. Parlare di crisi di identità è quanto mai appropriato. Cáceres posato, nel senso che dove lo metti rimane, fa il suo ma non riesce a cambiare la tavola apparecchiata. Cepitelli rassegnato, ormai non ci crede più. Quando spera che l'incubo sia finito, eccolo che i mostri ritornano e lui è disarmato. Pavoletti dimenticato. Avete presente il miglior colpitore di testa europeo? Quello che dà fastidio a tutti dentro l'area di rigore? L'ariete che svetta? No? Nessuno ormai si ricorda di lui e Pavoletti rimane in panchina. Carboni sacrificato, sbaglia in occasione del gol. Alla sua reattività non corrisponde un calciatore che scali la marcatura e Di Francesco ha tutto il tempo per controllare e girare in porta. Doveva temporeggiare per compensare agli automatismi che mancano. Godin latitante, gioca troppo poco e con scarsa continuità per poter incidere. Per ora si è visto e non si è visto. Non è certo questa la presenza che ci si aspetta da lui. Lico Iannis, sbuffante, con lo spirito, è il giocatore più presente, perché laddove non arriva con la tecnica ci arriva menando. Le sue scintille raccontano di come si compensa a limiti evidenti, ma almeno ci mette le castagne. Pereiro, il viaggiatore, messo lì ad attendere l'ultimo treno. Quando entra è perché le speranze stanno finendo, un andirivieni che non lo aiuta e che non aiuta il Cagliari. Nandez, chiuso, sbatte 1000 volte la testa contro il muro dell'Empoli e qualche volta lo sfonda, ma alla fine ne esce confuso e tramortito con idee poco lucide. De Iola travolto, l'insolito destino lo porta a essere l'operaio su cui si accaniscono tutti gli allenatori per salvare i loro privilegi. Non ha il nome da figurina e quindi o giochi bene o esci subito. Strootman, nascosto, lui ha il nome. Un vero peccato che anche ieri sia scomparso nel bosco di passaggi continui e rapidi dell'Empoli. Il suo passo non è da squadra con l'acqua alla gola. Marin, smarrito, predica nel deserto dove si perde per lunghi momenti. La sua unica oasi si chiama João Pedro, altrimenti rimane a secco di punti di riferimento. Non sa con chi fare calcio. D'Albert, impigliato. Speriamo che qualcuno lo abbia staccato dalla fascia dove si dimena senza incidere. Non è un difensore, non è un attaccante, è un pendolo, ma bisogna attaccarci qualcosa perché si renda utile. Keita, pungente, ronza per ora senza sapere da dove succhiare il polline. È presente, si propone, dà fastidio, ma purtroppo è abbandonato al suo destino e sbatte sulla zanzariera toscana. João Pedro, telefonato. Dal suo centralino passano le chiamate per il gol, ma riesce ad evadere solo una parte delle proposte. Non può essere sempre e solo lui a smistare le partite. Mazzarri, confuso. Altre 2-3 gare così e ci sarà una nuova prescrizione di riposo assoluto. Non capisce molto di quel che succede perché stenta anche a chiamare per nome i suoi calciatori. Li stuzzica, li sollecita, ma si rassegna platealmente. Speriamo che non li deprima, perché i calciatori sono già provati in termini di autostima.